Buongiorno a tutti, siamo qua oggi per parlare di una cosa un po' particolare. Praticamente non andiamo più in giro per i palazzi, per Venezia a vedere le malte antiche, le malte presenti, eccetera, che abbiamo già fatto capire che le malte antiche erano più eleganti, più belle, dei colori meravigliosi. Oggi facciamo un attimo una giornata di pratica per capire come mai la calce improvvisamente scompare e viene sostituita dal cemento. Qual è stato il motivo? Oggi andiamo a vederlo in pochi secondi. Allora, intanto oggi siamo vestiti un po' così da cantieri, eccetera. Quando entriamo a parlare di questo, quando entriamo a parlare di queste cose qua e cominciamo a lavorare con la calce, regola numero 1 per tutti quelli che lavorano con la calce. Allora, la regola numero 1 è che si usa uno spruzzatore per l'acqua, perché quando si lavora con la calce spenta e anche quella là viva, la cosa più importante è di avere uno spruzzino per gli occhi, è fondamentale. Io non ho detto cosucce, è la regola numero 1, lo spruzzatore. Adesso possiamo parlare di altre cose, ve lo ricordate? Regola numero 1, lo spruzzatore, sempre vicino. Io non me lo attacco, lo tengo vicino. Siete pronti? Adesso facciamo un intonaco, vi faccio vedere che velocità viene usata per fare gli intonaci. Vi faccio questo intonaco, però aspettate per imparare, è una dimostrazione. Allora, intanto prendiamo una mastella, un secchio, ok? Allora, qua abbiamo la sabbia, qua abbiamo lo spolvero, che è un carbonato di calcio di montagna, diciamo, molto prezioso, e qua abbiamo la calce spenta, ok? Dopo facciamo un ripasso per sapere che cosa sono queste cose. Siete pronti? Allora, 4 parti di sabbia, una di spolvero e una di calce spenta, ok? Vado? Allora, 1, 2, 3, 4, una di spolvero e la calce. Qua prendo una cazzuola, dai, un po' di calce, va bene? Più o meno, ci siamo? Ecco, la mettiamo dentro, cominciamo ad impastarla. La calce si impasta con la sabbia, in questo caso qua, che la sgrana subito. Quello che devo dirvi adesso è che l'acqua che c'è dentro una volta non la usavano, perché quando si stemperava la calce spenta l'acqua non dovevi metterla. Vi spiegherò anche perché un giorno, perché altrimenti parliamo solo di quello. Comunque qua adesso mescoliamo, ok? Ok, ci ho messo tanto? Eccola qua. Adesso la prendo. Guarda, come facevano i muratori una volta. Ciac! Ciac! Eccola qua. Va bene? Ci ho messo tanto a fare un intonaco, attaccarlo. Adesso fermiamo un attimo e ricominciamo il discorso. Adesso però vi spiego cosa abbiamo fatto. Abbiamo fatto il grande errore che è costato alla calce la scomparsa. Perché? Perché abbiamo voluto mescolare la montagna pura, quindi una montagna pura vuol dire, non so, noi abbiamo le Dolomiti, prendiamo i figli della montagna che sono i sassi, che è quello che ho spiegato prima, sul video precedente, prendiamo i sassi, li cuciniamo col fuoco o sui forni, ci sono tanti tipi, il sasso
si stempera dell'anidride carbonica al 45% e rimane un sasso bianco che sarebbe la calce viva, che sarebbe la montagna. Ok, faccio vedere più vicino, eccola qua. Questa è la montagna pura, quindi stiamo parlando della montagna pura carbonato di calcio che si incrocia col silicato, che sono montagne di un altro tipo di qualità, ok? Qua, come vi ho detto prima, potremmo parlare 7 ore, però fate finta che la sabbia sia un vetro sgretolato, ok? Il vetro delle finestre di casa sgretolate. Se noi le uniamo alla calce, non si legheranno mai, ok? E questo era quello che succedeva. Praticamente facevano sto intonaco come si usava a farlo una volta, tanto tempo fa, lo attaccavano e dopo un anno questa cosa diventava polvere, perché il silicato rimaneva da una parte e la montagna, il carbonato di calcio dall'altra. Non c'era la fusione, io dico. Che significa? La fusione significa che se io questo intonaco che ho fatto adesso lo lascio un mese in ammollo, ok, salve, lo lascio un mese in ammollo, allora in ammollo la basicità, e qua entriamo su altri argomenti più potenti, la basicità della calce che è ancora viva e la montagna che si sta ritrasformando in montagna, questa fusione, come la chiamiamo noi, aggredisce il silicato e si forma come un gel sui capelli. Questa è una vecchia cosa che mi ha detto il figlio di Carlo Scarpa, Tobio Scarpa, ancora 20 anni fa, genio, me l'ha spiegata e quindi io dopo ho cominciato ad analizzare questa spiegazione sui vari impasti, eccetera. Quindi abbiamo la fusione della sabbia, della calce per fondere sto vetro che ha bisogno di tempo, a meno che non usiamo la calce viva che è molto più potente. Arriviamo a 13,5 di basicità, questo gel lo forma molto prima, ok? Allora, ok, qua perché stiamo parlando che in quel periodo, diciamo nei primi anni 40, aspetta un attimo, nei primi anni 40, quando si comincia a usare sabbia e calce spenta, là è stata la botta della calce, perché facevano delle facciate delle case e dopo un anno sgretolava, dicevano ah, la calce non tiene più, ci vuole il cemento. Ok? Stacchiamo un attimo il video che dopo procediamo. Ok, stavamo dicendo appunto che questo intonaco, vieni, passa, questo intonaco di sabbia e calce e messo su subito in parete diventerà un disastro e il cemento entrerà nella nostra abitudine, ok? Allora, adesso devo dire due cose. Ci sono due tecniche per fare gli intonaci. Una è con la calce viva, che potrei anche mostrarla un attimo, allora, tanto per farvi capire che cos'è. Ho sbagliato. Mettiamo due perché ecco qua la montagna si straincazza, ok, si vede bene? Ok, l'abbiamo visto, diciamo ne ho messo solo poca. La montagna diventa un gel e negli anni di invecchiamento diventerà la calce spenta, il grassello. Ma se noi cominciamo a usare gli impasti di calce viva è un'altra lavorazione, è un'altra potenza, un'altra tempistica, allora qua bisognerebbe parlare un po' più sui corsi, diciamo, no? Fare dei corsi per sapere come gestire questa cosa qua. Quello che volevo far capire è che la fine della calce è quando le persone
impastano il grassello con la sabbia. Quello è stato l'errore letale, diciamo, ok? Se volete fare un impasto con la sabbia e col grassello dovete lasciargli un mese in ammollo. Qua ne ho una, ve la faccio vedere. Guarda. Questa è 2 settimane che è qua. Poi vi faccio anche un attimo questo esempio che questo la mia cosa. Allora, aspetta, inquadrami un attimo che la spiego. Allora, questi materiali moderni, ok, fatti con l'argilla, è giusto sapere che un sasso da costruzione, questi che abbiamo qua, viene fatto in un anno. Cioè l'argilla bisogna lavorarla per un anno, si secca, questo, dopo un anno arriva fuori un sasso che durerà migliaia di anni. Questa qua dall'argilla la fanno in 24 ore. Non vi dico, perché il discorso diventa lungo, cosa succede mentre si cucina. Qua queste sarebbero da carteggiare tutte. Io quelle poche volte che le uso, diciamo, servono da carteggiare. Dopo, col pennello, si prende la crema e si comincia a mettere l'impasto col pennello, perché se c'è una polvere qui, si impasta anche la polvere. Quando la polvere comincia a essere bella che sta asciugando, si prende l'impasto. Io sto facendo in velocità questa cosa, allora qua lo attacchi perfettamente, ok? Adesso aspettiamo qualche minuto, ok? Facciamo finta che sia un grezzo, eccolo. Allora qua, sapendo questa tecnica, e stiamo lavorando con la calce spenta, non con la viva. Prendo un po' di calce spenta, io prenderei un po' di viva, giusto per farla ammorbidire, ma vabbè. Comunque prendiamo un po' di calce, questo magari se aspettiamo un'oretta è meglio, comunque si passa la calce e già qua viene fuori un muro bianco finito, ok? Adesso ve lo faccio vedere che l'ho fatto l'altra volta. Ecco, 3 secondi si fanno anche le finiture. Eccolo qua. Anche questo fatto abbastanza in fretta, ma allora quello che voglio far capire è che per lavorare con la calce devi avere la conoscenza delle tempistiche su come fare quello che vuoi fare. Se hai un impasto di fondo, di base, esterno, interno, grosso, grande, hai poca sabbia, hai tanta sabbia, hai pozzolane, hai polveri di 1000 tipi, bisogna un attimo capire, fare un attimo di scuola, diciamo, ma non è difficile. Comunque avete visto, questo impasto sarebbe funzionato perfettamente, quello che abbiamo trovato, se stava là un mese e lo attaccavamo qui sopra, ok? Chiudiamo e poi riprendiamo. Eccoci qua, allora ci avviciniamo ragazzi per tentare di tradurre tutti i discorsi che ho fatto durante i video. Adesso andiamo a vedere il motivo di questa famosa epopea della calce, come mai la calce è sparita. Allora avvicinatevi, ciao, eccolo qua, questo è l'intonaco che è avanzato da 40 anni fa, che è riuscito a sopravvivere, fatto con la sabbia e la calce spenta. Quel famoso intonaco che non ha mai funzionato, difatti è crollato, qua è in piedi per miracolo. Adesso vediamolo da vicino. Guarda,
se io gratto, guarda, casca tutto, si vede? Sta cadendo tutto. Qua c'è il taglio che è ancora attaccato miracolosamente e questo è l'intonaco, quello là che ha determinato l'inizio dell'uso del cemento. Da questi intonaci di palazzi, di case che sgranavano, tutti hanno detto ci vuole il cemento, la calce non conta più a niente, ok? L'avete capito adesso? Abbiamo fatto una parentesi, possiamo staccare. Se io vado in pressatura su questo intonaco fatto con le tecniche antiche, abbiamo una differenza con quello che ho spiegato prima, 500 anni a 1. Questa è una differenza importante, diciamo, da capire, da sapere, per spiegarci queste situazioni. È tutto molto interessante, e però come mai l'intonaco che avete fatto a San Stae è crollato subito? Beh, diciamo che ragazzi questi interventi cerchiamo di toglierli subito. Sono io dei commenti su internet.